Cantiamo. Ah, i canti di Corriera. Cantiamo, ma che canti corri? Cantiamo canzoni che invento io. Dai. Sì. Sue. Agrituristi, non andate da Pirodi, che vi danno da mangiare cose guaste. Ti disturbano nel sonno mentre dormi, con i cani che ti mordono abbaiando. Antipasti marinari di campagna, gallinelle di mangime semolose, coniglietti del mercato a poco prezzo, non ti danno cose buone e naturali, niente mirto, limoncello, fil di ferro, solo vino contrappato comperato nel mercato, i ravioli sono vuotini aciditi molto molto, se ti danno maialetto non è sardo ma di Orvieto, la salsiccia di pavullo, la bistecca della mucca che impazzì, se vuoi fare le vacanze belle belle, non andate da Pirodi, e boh. Ma è fantastica. A chi è Pirodi? Pirodi è uno che fa roba da mangiare brutta e noi lo sconsigliamo. Ah, c'è questa una pubblicità contro? Sì, perché quello che ci paga noi ci dà i soldi e fa la roba buona da mangiare lui. E chi è quello che fa roba buona? Non si può dire. Ecco, ma non si sa lo sponsor chi è? Pubblicità a cuzza. Bellissima questa canzone. Polpette, animelle, fegatini di pollo, cordulelle, d'agnello con i calamari, gamberetti, fagiolini alla cacciatora, cozze a bocca aperta già cotte da ieri, zuppa gallurese, pane masticato da Giorgio, dico Giorgio perché non ha finito i denti, mentre Giorgio ce li ha cariati ma ce li ha. Chi ne vuole apra la bocca e lo dica, se non lo diamo tutto ai maiali o alle galline o ai cani e boh. Ma è meravigliosa, davvero, una lirica praticamente. Una cosa... Il latte che bevi da noi è il latte delle vacche nostre, mangiamo le vacche dal vivo e il latte lo bevi in diretta. Pirodi gli aggiunge l'acquetta, lo bevi e ti canta la pancia e dopo ti scioglie la cacca, perché non è latte di vacca, il latte che ti dà Pirodi, ti scioglie la cacca e trodi, insomma perché non lo reggi, ti scappa la cacca e scorreggi. Un'ovazione. Grazie. Standing ovation. Per dulcis in fundo. Sulcis in fondo. Signora, io la ringrazio di aver tenuto a battesimo questa sera questo spettacolo con Comunque nelle nostre gitte Ah. adesso si fanno dei sorteggi e si vince un pezzo di terreno. Ah, questa è bella, una lotteria. Un pezzo di terra si vince. Dove? In cimitero. E quando si muore Sì. vediamo tutti dentro questo grande cimitero che è di Benito Urbo. Il cimitero. Lui al centro sarà seppellito al centro, Sì. e chi vuole ridere anche da morto si mette in giro in giro. Se invece non vogliono ridere, in fondo nell'orlo, che lì c'è Soru e Cappellacci. E in fondo sono anche le eoliche. Sì. Ma perché proprio Soru e Cappellacci? Perché Soru è in Soru. in Ecco, fondo. ma perché loro non fanno, cioè... No, non fanno ridere neanche da vivi. Sì, è vero, e poi vabbè signora, io la ringrazio, lei è stata delicatissima, molto gentile, davvero, lei è stata una fan dei Barritas, lei ricorda questi Sì, ragazzi? sì, quando ero ragazzina. Lei è una delle prime veline della storia, È vero. è vero, eh? Allora non ero toccata neanche. È Era vero. come l'anguria. Cioè? Come se le tumbe si sperra. Lei ha fatto anche la massaia per suo È pomodori, vero, ho fatto la massaia perché aveva il requisito. perché avevo il requisito stretto. Voi lo chiamate requisito? No, nel senso che la storia vuole che per vestire suo pomodori le massaie devono essere intonse.
Esatto, Esatto, e lei aveva il requisito. esatto, e poi sapevo cucire. Ecco, anche perché effettivamente lei era illibata, no? Era illibata. Ero liberata. Ecco, e sapeva cucire, perché oggi se sanno cucire Sono scucite. quindi non si trova, è difficile E insomma. io l'ho fatto solo un anno, Perché solo un anno? perché lo stesso anno che ho fatto su Poi d'Ori, quando lo stavamo spogliando, è successo, sono rimasta ha rotto l'anguria. Va bene signore, è stata una bella esperienza, grazie davvero. Arrivederci. Grazie davvero. Grazie a Giovanni Suecchi. Ecco, però non se ne vada troppo, stia qui perché vorrei che prolungaste l'applauso per un artista che da 55 anni non lascia il palcoscenico e neanche il suo pubblico. Sotto le vesti di Tesorina Vacca c'è Benito Urgu! Adesso arriva. Spogliazione in diretta. Vada bene.